Sull'argomento ospedale di Portogruaro e sanità abbiamo avvicinato Moreno Teso, consigliere regionale del PDL. Moreno Teso, consigliere regionale del PDL, parliamo delle schede ospedaliere che sono state approvate, è andata come si voleva e soprattutto come doveva andare. Non sono state approvate, sono state adottate, dovevano venire in quinta commissione, però i presupposti sono i presupposti di partenza, quelli buoni, cioè sostanzialmente noi abbiamo, abbiamo concentrato su Portogruaro tutta la chirurgia, abbiamo potenziato pediatria, abbiamo mantenuto i servizi importanti. Portogruaro diventa un ospedale di riferimento importantissimo per quello che è il Veneto orientale, addirittura più importante di Portogruaro, di San Donà, scusa. Certo. A questo punto abbiamo gli strumenti in mano per fare del polo ospedaliero di Portogruaro un polo di riferimento al confine col Friuli Venezia Giulia, che ci permetterà sicuramente di abbattere le fughe che fino adesso ci sono state verso quella regione. Anzi, forse permetterà allo stesso ospedale di importare nuovi clienti dalle altre regioni, visti i malumori che si percepiscono a Latisana, a Pordenone, a San Vito al Tagliamento. Abbiamo questa impressione qui. No, sicuramente l'importante è che la prossima amministrazione comunale, perché io do come l'amministrazione comunale Bertoncello e la politica sulla sanità è stata fallimentare. Perché questo? Perché Bertoncello non ha mai inciso sostanzialmente, l'amministrazione comunale di San Donà non ha mai inciso sulle scelte sanitarie del Veneto orientale, anzi ha ridotto le potenzialità del Veneto orientale a questo punto. Basta ricordare la situazione del vecchio ospedale di Portogruaro che è ancora là.